Buongiorno a tutti, qui è Valentina con Qui Europa a voi Friuli. Siamo a Malta con Stefano De Salis. Ciao Stefano, Ciao, ciao Valentina. da quanto tempo sei a Malta e che cosa ti ci ha portato dal Friuli? Sono nata da 8 anni e quindi nel 2016 abbiamo preso questa decisione. L'obiettivo principale era era l'inglese, perché io ero così, volevo imparare bene la lingua anche dal punto di vista professionale e soprattutto dare l'opportunità ad Andrea, che era piccolino, di crescere in un ambiente multiculturale e di lingua inglese. Sì. E non nascondo che anche il caldo, insomma, diciamo, non guastava. Com'è stata l'esperienza in questi anni? Bellissima perché ci ha fatto crescere tutti. E poi vivere in un posto così diverso dal Friuli, molto, come si dice, sfidante, boh, però molto bella, sì. Se non vado errata, è nel 2017, quindi un anno dopo essere arrivato, hai fondato il Fogolar di Malta. Penso che un friulano che va all'estero, la prima cosa che gli viene in mente è fondare un focolare, oppure unirsi a un focolare che c'è già, ma questo semplicemente per il richiamo delle radici. Però io ho sentito questa cosa qua, quella di creare un'associazione dove i friulani potessero incontrarsi, anche all'estero. E che attività avete in programma nel futuro prossimo? Ma diciamo che stiamo organizzando un evento, cioè sarebbero due eventi, comunque il più importante è quello relativo al Natale 2025 e quindi in collaborazione con il Ministero della Cultura o con l'ambasciata italiana ovviamente, cioè organizzare un concorso per realizzare dei presepi che siano originali Bellissimo. e, e quindi magari tra gli artigiani e gli hobbisti friulani e portare i primi cinque a Malta. Quindi qualcosa di originale, qualcosa di bello, ovviamente accompagnato anche dai prodotti friulani, vini, eccetera, eccetera. Si pensava a una mostra fotografica, ne abbiamo già fatta una negli anni passati, però tornare a fare perché le fotografie rappresentano molto bene i paesaggi friulani, insomma. Ecco, questo sarebbe il 2025, poi invece nel 2026 facciamo la stessa cosa qua in Friuli, facendo il concorso dei presepi a Malta, perché anche a Malta sono appassionati nella lezione dei presepi, e portare sui presepi qua in Friuli per promuovere il turismo friulano, insomma. Splendido. Ecco. Ti lascio con due richieste. La prima cosa è se puoi condividere con chi ci ascolta i contatti e la seconda, che sicuramente sarà molto gradita, un saluto in friulano per chi ascolta l'intervista. Per quanto riguarda l'indirizzo, dunque su Ente Friuli nel Mondo ci sono i contatti, sul sito di Ente Friuli nel Mondo ci sono i contatti di tutti i focolari e quindi anche del nostro. Oppure su Facebook basta digitare Focolare Furlan Malta. Io da poco ho scritto un libro, per chi lo volesse leggere, che si intitola Tre vite in valigia e racconta un po' il viaggio a Malta. Così, se qualcuno lo vuole leggere. Mandi a Duce e su Biodin il prossimo anno a Malta. Grazie Stefano. Una A buona te, a presto, ciao ciao. Valentina.